E il Papa oggi si è rivolto anche all'Europa. Francesco ha chiesto che cresca nell'unità e nella fratellanza di fronte alle conseguenze della pandemia. Ignazio Ingrao. L'Europe n'a pas été faite. 70 anni fa la dichiarazione Schuman che dava inizio all'Europa. Per ben 2 volte, alla Messa del Mattino e alla Regina Coeli, Francesco fa appello all'eredità dei padri fondatori perché ispiri anche oggi i responsabili dell'Unione. Chiamati ad affrontare in spirito di concordia e di collaborazione le conseguenze sociali ed economiche provocate dalla pandemia. Ancora costretto nella biblioteca, Bergoglio ricorda San Giovanni Paolo II e la sua prima visita in Africa nel 1980. Chiede di sostenere il progetto dei giovani di 1 milione di alberi per il Sahel, una muraglia verde lunga 8.000 chilometri per fermare il deserto. Si affaccia lo stesso sulla piazza vuota, benedice e si mette una mano sul cuore, un pensiero alle mamme nella loro festa, chiede di pregare per quelle in cielo. Voglio ricordare con gratitudine e affetto tutte le mamme, affidandole alla protezione di Maria. E la festa della mamma